in collaborazione con Consorzio Agrario Lombardo-Veneto. Fedeli alla terra. Il miglior grana padano lo trovate solo nel punto vendita del caseificio europeo a Bagnolo San Vito. Ed inoltre, a completare l'offerta del gusto, troverete carni suine, bovine e pollame provenienti dai nostri allevamenti garantiti. Caseificio europeo, meta ideale per palati esigenti. A Bagnolo San Vito. Buonasera e benvenuti a questa nuova puntata di Confini oltre l'agricoltura. Continuiamo a parlare di Natale. La scorsa settimana siamo andati a vedere quanto spenderanno i mantovani in vista delle prossime festività natalizie. Oggi invece tratteremo un aspetto certamente più leggero ma altrettanto attuale. Andremo infatti a vedere come stanno andando le vendite di alberi di Natale, di stelle di Natale e di decorazioni in genere. Vedremo che di queste tematiche hanno parlato anche le associazioni di agricoltori. Noi ne parleremo però con due esperte che abbiamo qui oggi in studio. Abbiamo Maria Buzzago della Fioreria L'Orchidea di Mantova, associata a Confcommercio, e Rita Losi, esperta in decorazione di interni e arte della tavola, titolare del laboratorio Tracce di Suzzara. Grazie ad entrambe per essere qui oggi con noi, per accompagnarci in questo viaggio attraverso il Natale. Noi partiamo come sempre dal nostro servizio di copertina e allora se la crisi economica avanza vedremo che l'albero di Natale purtroppo si accorcia, lo dicono Coldiretti e CIA, secondo le quali gli italiani ridurranno la spesa per il classico abete che quindi ovviamente diventerà più piccolo, ma se da un lato c'è questo aspetto innovativo che riguarda le dimensioni degli abeti, ecco forse c'è anche l'eterna diatriba tra albero vero e albero finto e pare che anche in questo caso l'elemento discriminante sia proprio il portafoglio. Che esistesse una relazione tra crisi economica e acquisto degli alberi di Natale potevamo anche prevederlo, ma che questa relazione avesse a che fare con le dimensioni del povero abete, beh, questo proprio non l'avremmo mai sospettato. Eppure è così e a dirlo è niente meno che la Coldiretti. Il prossimo Natale sarà festeggiato con abeti più corti di almeno 30 cm rispetto a quelli di 10 anni fa. La colpa sarebbe dell'effetto congiunto dell'andamento climatico, del minor numero di metri quadrati disponibili per abitazione, ma anche della crisi economica che spingerebbe a privilegiare alberi di costo inferiore con una dimensione media ridotta attorno al 1,5 metri. A confermare questa previsione è la Confederazione Italiana Agricoltori. L'82% degli italiani si orienterà su esemplari economici, spendendo tra i 20 e i 50 euro. Solo il 12% supererà i 50 euro per ospitare nel proprio salotto alberi più ingombranti, mentre a concedersi il lusso di superare i 2 metri di altezza sarà solo il 6% degli italiani, per i quali la spesa sarà compresa tra i 300 e i 500 euro. Ma se l'abete vero resta il più affascinante, a insidiare il suo primato è lui, l'albero di plastica. Se anche quest'anno gli italiani non rinunceranno infatti a uno dei simboli della tradizione, sempre più spesso a portare nelle case l'atmosfera delle feste saranno delle copie sintetiche del classico abete natalizio. Secondo la CIA, a fronte di 6,5 milioni di alberi veri, quelli artificiali saranno poco meno e raggiungeranno per la prima volta nel 2011 quota 6 milioni. Dunque, per il 48% delle famiglie appassionate di alberi, quest'anno la scelta cadrà sull'abete finto, che però, sostiene la Coldiretti, arriva molto spesso dalla Cina e impiega oltre 200 anni prima di degradarsi nell'ambiente. Prezzo tra i 10 e i 35 euro per i modelli più piccoli, tra i 200 e i 250 per quelli più grandi. Meno romantico, meno ecologico dell'abete vero, ma sicuramente più economico.
Eccoci in studio. Allora, Buzzago, partiamo da lei, dalla fiorista. Come si profilano le vendite di alberi di Natale per queste festività natalizie, ma anche di stelle di Natale? Fiore particolarmente gradito in questo periodo. Sì, sicuramente. Diciamo che per gli alberi di Natale forse un po' quest'anno è riscoperta almeno a Mantova questa voglia dell'albero di Natale, perlomeno mi dicevano i vivaisti che sono già rimasti quasi senza, quindi non so se è stata perché la città ha voluto, anche diciamo i commercianti in queste festività hanno voluto diciamo rendere la città con questa atmosfera, con gli alberi e tutto quanto, quindi abbiamo anche le vie della città, come avrete visto sicuramente, con questi alberi addobbati, con le luci e tutto quanto. Sì. E quindi c'è anche questo aspetto che anche la città di Mantova ha voluto dare un'atmosfera in più. Quindi l'albero è stato anche richiesto anche da privati, così, quindi un pochino più forse degli altri anni sembra. Bene, bene, meglio poi, così. Per le stelle invece diciamo che stiamo cominciando, perché per noi le vendite maggiori vanno poi nelle prossime settimane. Certo. Comunque sempre richiesta questa sicuramente. Beh, sicuramente, insomma. Sentiremo anche tanti altri suoi colleghi che abbiamo intervistato proprio su questo aspetto. E anche i mantovani preferiscono l'albero sintetico, come dicono col diretti e CIA, oppure si stanno orientando sull'albero vero? Come le dicevo prima, almeno il sentore è questo, poi dopo sa, l'albero finto si rispolvera, quindi purtroppo c'è anche quello. Certo, quindi sì, in momenti di crisi insomma quello resta comunque intramontabile. Esatto, bravissima, viene un po' più rispolverato. Certo. Beh, inevitabile parlare proprio purtroppo di crisi economica. Allora, quest'anno i mantovani come si prepareranno alle feste e come prepareranno le loro case al Natale? Si cercherà di risparmiare sulle decorazioni oppure si cercherà di organizzare le feste in maniera forse un pochino più sfarzosa rispetto agli altri anni, proprio per rimediare insomma, a questo momento di crisi? Lo chiediamo a Losi, che è esperta di decorazioni di interni. Ma sicuramente penso che i mantovani non rinunceranno comunque a decorare la casa, soprattutto in un momento come questo, che la crisi c'è e si sente, la crisi è uniforme, prende un po' tutti, chi proprio a livello oggettivo, nel senso che non ha più il potere d'acquisto e chi invece ha paura anche, che magari può permettersi di anche acquistare qualcosa in più, però c'è proprio questa paura e quindi però penso che per esorcizzare comunque questa paura la gente continui a decorare la casa, magari rispolverando anche addobbi e rinfrescandoli con qualche elemento aggiunto, con dei nastri o così, però non credo che comunque i mantovani rinunceranno. I mantovani non rinunceranno, perché gratifica comunque anche, cioè una persona dice, bah, insomma le cose non vanno benissimo, però se poi in più a questo non abbellisco, insomma non faccio qualcosa per Natale, veramente è un po' triste, quindi insomma penso che poi alla fine la voglia di fare, di ricominciare ce l'abbiamo un po' tutti. No, ma il termine è esatto, perché comunque ho usato il termine esorcizzare, penso che sia l'espressione giusta, no? Per comunque combattere la crisi, forse anche proprio dall'interno delle proprie case, forse l'aspetto delle decorazioni è proprio quello che così forse viene enfatizzato proprio quest'anno. Sì, probabilmente si spenderà meno, forse io penso che si spenda in un modo diverso per quanto riguarda appunto le decorazioni. Voi avete fatto qualche previsione o comunque avete già qualche dato in mano, cioè, a livello di vendite proprio? Dato di fatto no, perché poi come sempre si fa la chiusura anno, dici effettivamente certo, il bilancio di chiusura. Il bilancio di chiusura è quello. Come diceva lei giustamente, anzi anch'io ho captato questa sensazione, cioè della voglia di comunque esorcizzare, in ogni caso di festeggiare, di dare più valore a queste anche piccole cose, cioè c'è proprio la sensazione anche di festeggiare senza magari fare niente di ecco, però infatti, è proprio senza ostentare, ecco, quello sicuramente star dentro, cioè restare nel sobrio, però anche di socializzare, anche
siccome ripeto sempre che quello che viene fatto un po' nella città in questi giorni, così, di questi piccoli eventi che però effettivamente aiutano a riunire le persone, questo viene raccolto molto bene, vedo anch'io nel quartiere dove sono, certo, viene raccolto molto bene ed è bello, lo apprezza la gente e questo secondo me è di buon auspicio. Assolutamente, ecco. assolutamente positivo. Losi, di solito i mantovani che cosa preferiscono? Così andiamo anche ad anticipare un pochino il servizio successivo. Albero o presepe? Ma ritengo che l'albero comunque dia più soddisfazioni perché è più creativo, quindi fare proprio l'albero uno mette la sua fantasia, certo, comunque perché viene pensato nell'arredamento, pensato proprio come complemento della casa. Però penso che ci sia un ritorno al presepe, ma proprio per questo, cioè ormai stiamo diventando multirazziali, multiculturali ed è proprio un modo per confrontarci con anche le altre religioni, non tanto per rinchiuderci nella nostra tradizione e basta, ma perché vedo anche tante mostre di presepi anche date dalle scuole, dai bambini, a parte la nostra tradizione di presepe artigianale, artistico, ma c'è anche proprio l'aspetto, se vogliamo, anche un po' ludico dei bambini, certo, di questi presepi. Poi proprio il fatto di spiegarlo anche ai bambini stranieri, extracomunitari, perché non a caso si festeggia il Capodanno cinese, che non è nostra come festa, però c'è proprio questa ricerca di unire un po' le culture. Certo. Siamo in un paese globale. Sì, da un lato c'è una ripresa della tradizione, delle nostre tradizioni, e dall'altro un tentativo di integrazione, quindi di far conoscere all'esterno queste tradizioni. Esatto, la nostra tradizione presentata a popoli diversi. Certo, proprio. Certo. Bene, allora noi andiamo proprio a vedere che cosa sceglieranno i mantovani. Sceglieranno l'albero vero o l'albero finto, ma soprattutto è così scontata la presenza dell'albero di Natale nelle case dei mantovani, oppure il ruolo di protagonista dovrà giocarselo il presepe con l'albero? E ancora, quali sono le previsioni di vendita di stelle di Natale piuttosto che di alberi di Natale dal punto di vista dei fioristi? Noi lo siamo andati a chiedere direttamente a loro, a consumatori e commercianti, stavolta al mercato settimanale di Gonzaga. Signora, lei per questo Natale prima di tutto sceglierà albero o presepe? Albero, perché come ha tanta, come il posto con gli alberi veri. Guardi, ho fatto il presepio, ho piantato un bel ramo di bambù e ho fatto anche l'albero, l'uno e l'altro. Tutte e due. A me piace tutto, per Natale deve essere vivente. L'albero, il presepio è 2 anni che non lo faccio più. Tutti e due, presepio piccolino, prefatto, e l'albero invece lo faccio. Come stanno andando le vendite di stelle di Natale? Ma come inizio cominciano a vedersi qualcosa verso l'8, ci sono le prime vendite, speriamo che cominci bene, l'inizio sembra buono, speriamo che il tempo ci sta aiutando, ci sono delle belle giornate, quindi la gente si muove, esce a comprare, speriamo che continui così e che andare a Natale le cose vadano sempre meglio. Le vendite male. Molto in calo. Sulle piante praticamente sulle stelle di Natale bisogna aspettare qualche settimana, per dire andare vicino a Santa Lucia e dopo. Adesso è presto praticamente. Dopo del resto tutta l'altra roba praticamente siamo vendita zero. Senta, alberi di Natale invece se ne vendono? Quelle molto meno rispetto all'anno scorso. Dunque, le previsioni non sono delle più rosee. Speriamo che si muova tutto un po' più avanti, come del resto succede da qualche anno a questa parte. C'è molta calma, non è che la gente sia ancora molto interessata, però da qualche anno si muove tutto poi l'ultima settimana prima di Natale. Speriamo che anche quest'anno vada così. Per quanto riguarda gli alberi, veri o finti?
Io sarei decisamente per gli alberi veri, però purtroppo la gente è per gli alberi finti per tanti motivi. Primo, perché poi gli alberi andrebbero sciupati perché nessuno ha più lo spazio per piantarsi. E poi perché non perdono gli aghi, quelli finti, e durano per sempre, per cui è un investimento duraturo. Eccoci qua. Allora, Buzzago, le previsioni di vendita non sono proprio incoraggianti quest'anno. Sentendo i colleghi, C'è no. qualcuno che è molto ottimista, Sì, devo sì. dire, però qualcuno Dobbiamo invece essere sono gli ottimisti. estremi. Sì, sì, vedo che sono molto contrastanti, infatti. Sì. No, effettivamente ho sentito anche un po' di miei colleghi così, cioè è innegabile, insomma, non è che ci sia tutti i giorni la corsa ci sia, no, purtroppo non ancora, e questo ormai già un po' di anni effettivamente, non è che sia una cosa solo di quest'anno, purtroppo. Diciamo che il nostro settore poi specialmente lavora molto quando è vicino alla festività, quindi l'inizio del mese, se non hai appunto degli addobbi previsti o qualcosa, dopo la vendita diciamo veloce così è prevista l'ultimi, insomma, 10 giorni vicini al Natale, ecco. Solitamente così, e sicuramente quest'anno sarà, presumo, uguale, visto quello che ci siamo già dette. Sì, sì, comunque il sentore è quello, ma come ripeto, purtroppo già non solo quest'anno. Sì, sì. Losi, uno degli aspetti che viene tagliato in tempi di crisi è proprio l'aspetto decorativo, quello delle decorazioni, della tavola piuttosto che della casa. Però spesso ci si dimentica che il mercato offre delle soluzioni, per così dire, alternative, che possono essere ad esempio, che so, i piatti in cartone, e non bisogna pensare male, nel senso che esistono comunque dei prodotti tra virgolette di lusso, insomma, comunque molto validi, ecco. Lei che è esperta di questo settore, che cosa ci può dire? È vero, magari per i mantovani sempre... che vogliono risparmiare un pochino? No, è vero, si cerca di risparmiare sempre sulla decorazione della tavola, prima di tutto, pensando che la parola decorazione tavola voglia dire costo elevato. In realtà non è vero, non è così, perché comunque ci sono appunto delle alternative valide, che sono appunto questi piatti, bicchieri e tovaglie in carta, usa e getta, tutto coordinabile, ma anche con delle cose molto interessanti, anche proprio dal punto di vista di immagine, ma soprattutto tante volte non ci si rende conto che queste decorazioni, questi allestimenti di tavole fanno sì che guadagniamo tempo e non costano eccessivamente, soprattutto in queste feste dove si esagera un po' con gli invitati, perché si cerca di fare comunque delle cene o dei pranzi anche importanti con tante persone, ed è un modo per recuperare tempo, per non dover tirar fuori il servizio di porcellana o tutte queste cose qua. Certo. Ed è un aspetto che spesso viene accantonato, cioè si parla spesso di ricette, di trasmissioni di cucina, ma la decorazione della tavola è sempre messo un po' da parte. E invece è un aspetto importante, l'abbiamo visto. E invece è un aspetto importante che in qualche modo gratifica anche l'ospite. Io sono ma senza fare cose esageratamente lussuose, ma anche con cose molto semplici, molto raffinate, si riescono a fare delle belle decorazioni, rendendo proprio la padrona di casa veramente un artista in questo. Gratificata la padrona di casa e gratificati l'ospite, che comunque deve essere sempre in prima fila, in prima persona, coccolato. Noi vedremo tra pochissimo, tra l'altro, perché le nostre ospiti ci hanno portato qualche dimostrazione, le vedremo fra pochissimo, poi la signora Buzzago in particolare ci ha portato qualcosa, e invece siamo andati a trovare la signora Losi direttamente in negozio, quindi vedremo qualche dimostrazione pratica. Noi adesso ci lasciamo per una brevissima pausa, torniamo tra poco con la seconda parte di Confini.
Eccoci di nuovo in studio, seconda parte di Confini. Oltre all'agricoltura continuiamo a parlare ovviamente di Natale, parliamo di alberi, di fiori, di decorazioni. Siamo andati a sentire un altro esperto, si tratta di Ugo Orlandelli del vivaio La Valle dei Fiori. Sentiamo che cosa ci ha raccontato in vista delle festività. Diciamo che noi stiamo sulla linea dell'anno scorso, non abbiamo aumentato ma non stiamo diminuendo. Si sta vendendo un po' più di stelle, si sta vendendo più luci. Quest'anno le luci fanno la parte del leone, sono nati nuovi colori, nuove forme. Gli alberi di Natale sono andati come più o meno l'anno scorso, sia quelli diciamo ecologici, che sono quelli finti, e anche quelli veri. La tendenza è di avere gli alberi un po' più piccoli e non più grandi di prima, sempre qualche 10 cm in meno tutti gli anni, anche perché gli spazi in casa sono pochi. Se andiamo sulle piante verdi e sui fiori, diciamo che c'è stato un aumento che va a compensare la diminuzione dell'oggettistica natalizia. Quest'anno le stelle, come vedete, ci sono tanti colori diversi, perciò sono andate a ruba tutte quelle glitterate. Dell'oggettistica natalizia è un po' più difficile a trovare delle cose nuove, perché negli ultimi anni abbiamo presentato talmente tante cose che ormai c'è una piccola diversità, ma in sostanza è sempre quello. I colori diciamo che quest'anno va il nero, è stato un po' l'attrazione del nero, non è che tutti comprano il nero, va il naturale. Però qualcuno, lo sfizioso, vuole il nero perché è anche bello, e anche il viola, ma i colori sono sempre quelli, anche il blu elettrico. Diciamo che però che fa la parte del leone è il bianco, l'oro e l'argento. Poi questi portano via il 70% dei prodotti, poi tutti gli altri, il 30% viene diviso con gli altri. Ma ormai sono sempre quelli, il blu elettrico andava 15 anni fa, il verde. Oggi non si sa più neanche cosa inventare, ormai abbiamo avuto tutto. Ormai abbiamo già avuto tutto. Sì, abbiamo già inventato tutto. Abbiamo già inventato tutto. Sì, Senta, sì. Buzzago, abbiamo parlato di alberi di Natale, abbiamo parlato di stelle di Natale, Certo. però scendiamo nel dettaglio. Quali sono le tendenze per questo Natale? Colori, fiori, insomma, Sì. che cosa cercano i mantovani? Sì, diciamo che forse quest'anno maggiormente in confronto agli altri anni si ritorna un po' di più alla naturalità, ecco, questo che è il discorso di ricerca diciamo, come colore di tendenza il più forte è il rosso, come un po' più predominante, poi viene associato sì con altri colori, ma particolarmente col verde, con i colori del marrone, quindi del legno, cioè questi colori qua proprio molto naturali, molto come effettivamente vi ho portato anche la composizione. E infatti la perché facciamo è proprio vedere. un abbinamento, dopo c'è dentro appunto l'argento, l'oro, non solo oro ma mescolato un po' con l'argento, giusto per dare la luce, ma non ostentare troppo questo che un po' rispecchiano un po' i momenti, ecco. Certo, la signora Buzzago ci ha portato proprio questa composizione, proprio su questi toni naturali. Spero che i telespettatori riescano a vederlo da casa. Vediamo bacche, tra l'altro, vedo colori proprio naturalissimi, ma anche una semplicità che probabilmente rispecchia anche questo proprio momento, per non questa ostentare fase. troppo questo è il momento che abbiamo. Certo. Poi naturalmente vanno sempre un po' tutti i colori, come diceva prima, nel servizio. Andiamo ancora con il viola, che c'è un po' questo strascico di viola, però abbinato con il rosso scuro, cioè quindi verso i bordeaux, questi colori qua. Poi c'è il blu, chiamiamolo blu, ma è il color petrolio, cioè questo turchese molto scuro, esatto. Ecco, questi sono, diciamo, i colori più di tendenza per andare al di fuori di quello che è la tradizionalità. Però scommetto che i mantovani sono più classici. Brava. Lo immaginavo. Allora, quando c'è il rosso, c'è il verde, cioè questo naturalmente riscalda di più, ecco, quindi abbiamo bisogno proprio di questo
di questi diciamo colori, anche di questa naturalità, come dicevo prima, certo, proprio per riscaldarci un po'. Senta, i mantovani che E cosa dare tendono serenità. a regalare quando si parla di fiori? C'è la stella di Natale che immagino sarà intramontabile, lo dicevamo quella, prima. sì, quella anche perché è classica, sì, ma comunque dà quel tocco di serenità, quel tocco anche di forza col suo colore rosso, quindi cioè, è una pianta che effettivamente sarà intramontabile. Poi le altre piante sicuramente vanno sempre, come le solite orchidee, con i fiori più stagionali, i nostri ciclamini, gli epifilium, che sono le nataline, le chiamiamo noi qua nel Mantovano, che sono quei fiori appunto che fioriscono in questa stagione. Poi insomma diciamo un po' tutti, poi abbiamo un po', come si dice, per il buon auspicio alla primavera, quindi andiamo con i fiori dei giacinti, dei tulipani, questi fiori che portano, diciamo, ci buon avviano, auspicio, insomma, esatto, alla primavera. Esatto. Senta, una domanda che forse così magari può apparire originale, insomma, però pensiamo anche ai nostri telespettatori che ci stanno guardando, ecco, per chi volesse fare da sé nei limiti del possibile, magari per decorare proprio anche la tavola in vista anzi, del maggior Natale. ragione. Una composizione che magari lei può suggerire, questo ovviamente è inarrivabile, però per i nostri telespettatori qualcosa di semplice? Che cosa Qualcosa di suggerisce? semplice sicuramente può essere anche chi ha il giardino, comunque, o se non ha il giardino va dal fiorista, si fa consigliare perché i professionisti ci sono e sono bravissimi, quindi si prestano sicuramente a consigliare. Quel rametto di pino, la foglia di agrifoglio, la bacca che può essere l'ilex, queste cose che sono le più semplici, più naturali da mettere insieme, anche legandole insieme, fare dei piccoli ciuffi, mettendoli appunto sulla tavola, che potrebbe essere una cosa semplicissima, danno quel tocco di, ecco, questa potrebbe, gli elementi appunto i miei colleghi come anch'io siamo disponibili a darli, non è un problema. Magari qualche suggerimento Fai da direttamente te. dal vostro fiorista di fiducia. Esatto, poi magari come diceva prima anche lei, le decorazioni rispolverate, queste cose qua che aiutano appunto gli elementi naturali a fare un qualcosa. La cosa più importante è penso la propria creatività, da appunto tira fuori anche quello, perché sicuramente dà soddisfazione e poi deve essere fatta di proprio gusto e quindi deve allietare. Penso che sia anche un simbolo di calore nei confronti dell'ospite e della famiglia, perché non dimentichiamo che il Natale è un momento in cui viene enfatizzato l'affetto, così i legami familiari, quindi insomma penso che sia una dimostrazione anche quella di affetto, anche di fare cura. quella piccola cosa fatta anche da sé dimostra la propria personalità, quindi sicuramente è bello, ecco, anche quello, sicuramente. Bene, allora la signora Buzzago parlava proprio di decorazioni floreali legate alla tavola e allora Natale 2011 si avvicina, oltre a pensare ai regali, agli addobbi e ai menù è importante anche saper vestire la propria tavola per i giorni di festa che ci attendono. Ecco allora alcune idee per decorare la tavola in questo Natale 2011. Siamo andati a trovare la signora Losi in negozio, ci ha fatto vedere qualche proposta per vestire appunto la tavola del Natale. Questa è una tavola abbastanza elegante con piccoli particolari che rafforzano comunque il tutto bianco. Possiamo mettere al centro della tavola un ramo che può essere questo, che lo possiamo benissimo fare in casa, perché possiamo prendere anche i rami che abbiamo in giardino e poi con un po' di pazienza ma anche con un po' di fantasia riuscire a fare anche piccole decorazioni che poi insomma ci danno anche soddisfazione una volta che abbiamo i nostri ospiti a tavola. La particolarità di questa tavola l'ho pensata con un segnaposto fermatovagliolo con un gesso profumato. Questa è una tavola sicuramente più moderna perché appunto c'è questo colore viola abbinato a questo argento. Cosa particolare invece in questo posto tavola è il fatto di fare un biglietto dedicato proprio all'ospite e quindi in questo caso io ho scritto solo per te e questo vuol dire proprio gratificare l'ospite. La tavola dello sfarzo, la tavola
del lusso, perle, oro, piccoli particolari che possono essere il sottobicchiere anche qua con un cristallo dorato e poi punti luce, queste sfere dove dentro ci va la candela che poi viene accesa e anche questo diventa una cosa elegante. La nota diversa e anche un po' simpatica è questo che è il sonaglio di Babbo Natale, quindi prendiamo una tavola anche un po' impegnata, diciamo così, però questo tocco di frivolo, il fatto di avere il sonaglio di Babbo Natale che porta, in questo caso, porta fortuna. Il rosso è il colore per eccellenza del Natale, il Natale è rosso e quindi in questo caso ho fatto una tavola tipicamente rossa con questo runner, questo tessuto con le renne proprio caratteristica del Natale. Un'idea in più potrebbe essere un alberello così di legno appendere dei piccoli messaggi di Natale, auguri di Natale, che poi potrebbe essere simpatico leggere tutti insieme appunto la sera della vigilia e fare questo gioco. Eccoci qua, allora tante proposte, insomma, tantissime davvero. Allora, quali sono però le tendenze per questo Natale dal punto di vista, l'abbiamo visto, della decorazione così, dal punto di vista dei fiori, insomma, e per quanto riguarda la tavola invece? Per quanto riguarda la tavola, io vedo che è stato richiesto il bianco, proprio tutto bianco, con qualche piccolo tocco fluorescente, luminoso e quindi questi effetti iridescenti abbinati ai cristalli, abbinati ai vetri. Qualche piccolo tocco luminoso può essere dato anche da un oro platino, però insomma direi che la tendenza è del bianco. Questo sempre per riallacciarci al discorso di prima, cercare di smorzare magari quello che è cercare di smorzare, sì, anche perché comunque sono un po' le cose che abbiamo in casa, il tutto bianco, e rendere elegante semplicemente proprio con questi insiemi di cristalli e con qualche tocco di oro o di argento, insomma, se è un bianco avorio più l'oro, se è un bianco molto ottico, legarlo comunque con l'argento, con dei perlati. Certo. Poi naturalmente l'oro è per eccellenza il lusso, come appunto dicevo anche nel servizio, che è intramontabile, quello sicuramente tanti non rinunceranno al discorso della tavola oro. Comunque sfarzosa, un pochino per contrastare, dicevamo, la crisi economica. Ecco. I settimanali femminili però propongono, l'abbiamo visto anche da Orlandelli, magari così dei colori anche insoliti per il Natale. Si parlava del viola, del blu metallizzato, addirittura del nero. I mantovani come hanno accolto queste proposte? Io ritengo che le riviste comunque devono far tendenza, cioè devono comunque, non possono dire quest'anno va l'oro e l'argento, perché lo sappiamo che c'è, che esiste. Loro comunque devono proporre qualcosa di diverso. Il viola è un colore che nell'arredamento ce l'hanno propinato in tutti i settori, è ovvio. Io ritengo che ognuno di noi decora la tavola o come anche l'albero, così in base un po' alla propria casa, al proprio arredamento, cioè diventiamo un po' stilisti della nostra casa. E quindi quando si parla di vestire la propria casa è proprio quello il significato. Quello, esatto. Poi ci saranno sicuramente le coppie giovani che magari hanno un arredamento molto moderno, che faranno l'albero bianco anche con un tocco di nero, però è la minoranza, cioè alla fine penso che la maggior parte delle persone faranno comunque colori abbastanza classici. Quindi seguiranno comunque la tradizione. Sì. Per quanto mi riguarda il rosso in effetti è per la tavola parlo, è un po' in calo rispetto ad altri colori più tradizionali. Certo.
Certo. Senta, qualche suggerimento per i mantovani che vogliono così cimentarsi nella decorazione della tavola per fare da sé? L'abbiamo chiesto alla signora Buzzago prima per quanto riguardava i fiori, allora vediamo anche per la tavola che cosa si può fare di semplice magari? Ma io sono d'accordo pienamente con quello che diceva appunto la signora, sono molto per le cose naturali e quindi proprio il fatto di andare in giardino a recuperare dei rami, dei rametti e poi con il glitter fare proprio questi decori fatti in casa. Io potrei proporre, ad esempio, mi viene in mente di fare tipo, ci sono queste carte cotone, queste carte particolari, fare tipo dei coni che possono essere usati da infilare dentro il tovagliolo messo a triangolo, e questi diventano un po' come, ma anche magari mettere dentro un volavant, cioè, oppure come portapane, cioè dei coni. Provate a immaginare come quelli che si usano per le patatine, ad esempio, per la frittura, però usato da mettere sopra il piatto e diventa anche come contenitore. Oppure a me piace molto legare, ad esempio, adesso vedo anche il discorso di questi filini, cioè legare anche degli elementi profumati, quindi fare anche una tavola profumata che possono essere baccelli di vaniglia, oppure la cannella, mettere l'alloro infilato e fare queste legature al tovagliolo e costruire sono proprio... cose che rimangono all'ospite? Sì. Sono cose, esatto, che rimangono all'ospite, ma soprattutto danno un po' così... di personalità, sì, esatto. sì. Cioè, sì, perché è la padrona di casa che poi effettivamente, avendolo fatto lei, dà questo tocco proprio molto personale. E poi, ripeto, proprio il pensiero dedicato all'ospite, cioè quindi questo augurio personalizzato che proprio diventa un gioco da fare poi insomma tutti insieme. Io sono sempre per proprio un po' così raccontare delle piccole frasi, insomma scrivere delle piccole frasi che possono sempre gratificare. Certo, un tocco personale insomma che rende comunque originale la tavola in occasione soprattutto delle feste. Poi queste feste che sono di famiglia magari, quindi a maggior ragione. Certo. Bene, noi ci lasciamo per un'altra brevissima pausa, a tra poco con la terza e ultima parte di Confini. Bentornati in studio, eccoci qua. Allora io chiedo alla signora Buzzago, arriviamo alla conclusione del nostro dibattito, 2 domande. Per me che sono un incapace e non riesco a tenere in vita nemmeno una pianta grassa, come faccio a tenere in vita la stella di Natale che magari mi regalano? Questa è una domanda, ovviamente per me ma anche per i telespettatori. Ecco, immagino che ci sia comunque un grado di utilità più alto. E poi seconda domanda, questa più seria, una raccomandazione per i nostri telespettatori, perché so che alcune piante, tra cui la stella di Natale, sono tossiche per animali e bambini. Ecco, 2 indicazioni proprio. 2 indicazioni. Beh, naturalmente per la pianta che è stella di Natale, un po' come tutte le piante, noi abbiamo la tendenza, diciamo, quando la riceviamo in casa, di aver paura che abbia sempre sete, allora si dà acqua e lei si soffoca, quindi muore. Diciamo che più che altro muore annegata. Esatto, il più delle volte è così, o al contrario non si dà, ci si dimentica e quindi quando ci si ricorda magari è un po' troppo tardi. Quindi la stella di Natale, in particolarmente come pianta, va benissimo in casa, va tenuta, lasciare asciugare, quindi diamo un tempo però sempre da controllare, 1 settimana, si dà questo goccino d'acqua tranquillamente. Logico, la pianta deve essere di qualità, quindi non avete problemi. Ho signore che mi dicono che stanno rifiorendo quest'anno, quindi vuol dire che può sopravvivere. Non sarà il mio caso. Okay. Poi dopo invece per la seconda domanda, effettivamente la stella di Natale è tossica se si rompe, cioè quindi il ramo o la foglia che lascia andare questo latte, diciamo così, quello può essere effettivamente tossico, quindi attenzione specialmente per i bambini, perché loro non conoscono gli animali. Ho perplessità perché sono abbastanza istintivi, quindi è difficile che tocchino, però logicamente fate attenzione anche per quelli. Certo. Poi altre sono le bacche, anche da fare attenzione, perché logicamente le bacche possono essere nocive anche quelle, l'agrifoglio, punge, non dovrebbero toccarlo. In teoria. In teoria. Bene. Esatto. Con questi 2 suggerimenti noi ci spostiamo, andiamo a parlare adesso più di agricoltura, come insomma il target della nostra
nostra trasmissione. Cominciamo a parlare, però rimaniamo comunque legati al Natale, e infatti ci sono 2 ricerche, anche in questo caso delle organizzazioni legate all'agricoltura, che dicono che è boom di furti nei negozi, si ruba di tutto, dalle creme per il corpo ai deodoranti, ai formaggi, anche giacche, cappotti, persino dei prodotti elettronici. E allora viene da chiedersi, è colpa della crisi? Secondo gli esperti le mani leste colpiranno parecchio durante le feste di Natale, c'è già una previsione del dato complessivo, si parla di più di 250.000 euro di furti. Sentiamo. Il mese dello shopping natalizio è da sempre il più esposto ai furti e ai taccheggi. Quest'anno poi saranno battuti tutti i record. Sulla base dei dati del barometro della vendita al dettaglio del Center for Retail Research, nei paesi europei si è registrato per il 2011 un incremento medio del 7,8% delle sottrazioni. Nella lista dei prodotti che scompaiono più facilmente dagli scaffali dei supermercati ci sono i prodotti per la cura della persona, accessori per l'abbigliamento, formaggi, giacche, cappotti, carne e profumi. Si tratta di oggetti più facili da nascondere in borse, borsette o nelle tasche, ma che possono essere anche comodamente indossati sperando di farla franca. In Italia le prede preferite sembrano essere i prodotti alimentari per imbandire le tavole della festa. Prese di mira le specialità come il parmigiano reggiano e il grana padano, che attirano i topi di supermercato, ma anche i salumi di qualità, vini e liquori, ma rigorosamente di marca. I ladruncoli snobbano ad esempio le imitazioni di basso prezzo dei 2 grandi formaggi nazionali. Molto apprezzati pure i prodotti più alla moda e le più moderne tecnologie, segno che molto spesso non si tratta di furti determinati dalla necessità. Dall'analisi emerge infatti che per poco meno della metà dei casi, il 47,7%, le scomparse sono da imputare a clienti. Per il resto si tratta di colpi di dipendenti infedeli o di errori amministrativi interni. Insomma, il quadro è abbastanza critico, devo dire, anche perché tra l'altro la notizia di ieri dell'arresto di un pensionato che aveva rubato 3 bistecche al supermercato, quindi insomma è molto triste, devo dire. Passiamo ad un'altra tematica, parliamo di produzioni casearie. È stato infatti raggiunto nei giorni scorsi l'accordo del trilogo Consiglio, Commissione e Parlamento europeo sul pacchetto latte. Questo pacchetto punta a rafforzare il potere contrattuale dei produttori. Ecco, l'obiettivo è assicurare prezzi più equi e più stabili per sostenere gli allevatori e accompagnarli verso il superamento del regime delle quote latte, che dovrebbe essere abbandonato intorno al 2015. Ecco, che cosa prevede questo pacchetto latte? Prevede l'istituzione, cioè la possibilità per i produttori di organizzarsi nelle cosiddette OP, le organizzazioni dei produttori. Qual è lo scopo di queste OP? Praticamente arrivare a negoziare per conto dei produttori contratti collettivi con le aziende di trasformazione. In particolare per le nostre produzioni, in particolare parliamo di grana padano, parmigiano reggiano, quindi dei formaggi più famosi, programmare, cioè queste OP daranno la possibilità di programmare i volumi in modo da garantire un equilibrio adeguato tra domanda e offerta, cosa che fino ad ora non c'è stata. Andiamo a sentire che cosa ne pensa il consorzio parmigiano reggiano. Giuseppe Alai, presidente del consorzio del Parmigiano Reggiano, ha espresso la soddisfazione dell'ente di tutela sull'accordo politico raggiunto in sede UE da Parlamento, Consiglio e Commissione a proposito del pacchetto latte, che stabilisce la possibilità di programmare e gestire i volumi produttivi dei prodotti caseari di qualità. Un risultato, sottolinea Alai, che renderà più agevole il cammino della programmazione e gestione ordinata della produzione intrapreso dal consorzio, subordinato ad autorizzazioni che potranno essere superate dall'adozione definitiva di un principio, quello del riconoscimento della gestione dei flussi produttivi come condizione essenziale per garantire uno sviluppo fondato sulla tutela dei redditi dei produttori e sulle possibilità di accrescere le opportunità di investimento. Sull'accordo raggiunto a Bruxelles
deal, che verrà formalizzato il prossimo febbraio, pesavano fino alle scorse settimane diverse incognite, tanto che il presidente della Commissione Agricoltura del Parlamento europeo, Paolo De Castro, aveva dichiarato: senza l'adozione delle riforme che riguardano la gestione dei volumi produttivi e le norme di tutela della qualità, in Parlamento non approveremo nessun pacchetto. Oltre che auspicabile, sottolinea il direttore del consorzio del Parmigiano Reggiano, Leo Bertozzi, è ora ragionevole pensare che l'adozione del pacchetto latte apra la via anche all'adozione di disposizioni simili sulla gestione delle produzioni per gli altri prodotti con indicazioni geografiche contenute in quel pacchetto qualità, che dovrebbe spianare la strada ad un sistema di protezione che impegnerà gli Stati membri a monitorare e a far rispettare nei propri territori le denominazioni protette provenienti da altri paesi. Beh, insomma, un ottimo risultato soprattutto per le nostre produzioni. Bene, noi andiamo a sentire adesso la nostra consueta rubrica Flash Agricoltura, che raccoglie le ultime novità dal settore primario, le ultime novità di questa settimana. Il rincaro del gasolio avrà effetti devastanti sul settore agricolo. Secondo le prime stime, l'incremento deciso con la manovra del governo Monti comporterà un costo di oltre 3.000 euro a impresa, costo che andrà ad aggiungersi a quello sostenuto nel corso del 2011 a causa dell'impennata dei prezzi dei prodotti petroliferi, e quanto denuncia la Confederazione Italiana Agricoltori, preoccupata da una situazione allarmante per l'imprenditoria agricola già costretta a sostenere pesanti oneri produttivi e contributivi. Ismea, in qualità di organismo fondiario nazionale, effettuerà nelle prossime settimane la cessione su base concorsuale dei terreni rientrati nella propria disponibilità a seguito di inadempienza contrattuale da parte degli assegnatari. A segnalarlo è l'AIA, l'Associazione dei Giovani Imprenditori della CIA, ricordando che l'iniziativa rappresenta una buona occasione di accesso alla terra per gli under 40. Per maggiori informazioni visitare il sito www.ismea.it alla pagina dedicata ai bandi di gara. I prodotti artigianali non mancheranno dalle tavole degli italiani. Le stime dell'osservatorio ISPO Confartigianato parlano di dolci made in Italy per 7,4 milioni di famiglie, e il successo è confermato anche all'estero con un aumento delle esportazioni pari all'8,6%. Gli italiani più golosi sono in Lombardia, con 1.300.601 famiglie che non rinunciano al pasticcere di fiducia. Un affetto che gli artigiani hanno deciso di ricambiare con l'impegno a contenere gli aumenti di panettoni, torroni e altre specialità locali. Le famiglie italiane non taglieranno il carrello della spesa per i 3 giorni di festa natalizia. Sicuramente, fa presente la Confederazione Italiana Agricoltori, non verranno fatte spese folli per acquistare frutta esotica e caviale, ma saranno privilegiati prodotti tipici del territorio. Secondo le prime stime della CIA si spenderanno 3,2 miliardi di euro per cibo e bevande, solo l'1% in meno del 2010. Più in dettaglio, ogni famiglia sborserà in media 140 euro per imbandire le tavole tra la vigilia e Santo Stefano. Aumentano i prezzi agricoli anche a novembre. Secondo le ultime rilevazioni di Ismea, le produzioni hanno fatto registrare un incremento complessivo del 7,8% rispetto allo stesso mese del 2010. Su base annua spiccano soprattutto gli aumenti di suini, più 26,9%, e avicoli, più 18,4%. Per latte e derivati si registra in media un più 9,4% tendenziale, mentre i prezzi dei bovini vivi hanno chiuso in crescita dell'8,8% su novembre 2010. Nel comparto vegetale sono i vini a segnare la migliore performance, con un aumento medio dei listini del 27,7% rispetto all'anno scorso. Il 2011 si concluderà addirittura meglio del 2010. Abbiamo raggiunto il record storico di 4.600.000 forme prodotte, un incremento del 6% circa che si aggiunge all'ottimo andamento delle esportazioni, cresciute ancora di oltre il 5%, confermando l'interesse crescente verso il prodotto DOP più consumato al mondo. Così Nicola Cesare Baldrighi, presidente del Consorzio Tutela Grana Padano, ha commentato i dati relativi alle produzioni e all'export 2011. Anche Mantova tra le maggiori province produttrici.
Eccoci di nuovo in studio, siamo arrivati al termine anche oggi di questa puntata. Io ringrazio ancora una volta le nostre ospiti, Maria Bussago, titolare della Fioreria L'Orchidea di Mantova, associata a Confcommercio, e Rita Losi, esperta in decorazioni di interni, arte della tavola, titolare dell'attività del laboratorio Tracce a Suzzara. Io naturalmente vi do appuntamento a lunedì prossimo alle 14:30 e alle 21:10 su Mantova TV. Sarà l'ultima puntata prima della pausa natalizia, vi do qualche anticipazione, parleremo ancora ovviamente di Natale, andremo a scoprire che cosa prepareranno i mantovani sulle loro tavole per il cenone di Natale, magari anche di Capodanno, vedremo qualche previsione. Vi ricordo che potete seguirci anche sulla nostra pagina Facebook, Confini Oltre l'Agricoltura. Io ringrazio come sempre la mia regia, ringrazio naturalmente voi per averci seguito, vi auguro un buon proseguimento di serata su Mantova TV. In collaborazione con Consorzio Agrario Lombardo-Veneto. Fedeli alla terra. Il miglior grana padano lo trovate solo nel punto vendita del caseificio europeo a Bagnolo San Vito. Ed inoltre, a completare l'offerta del gusto, troverete carni suine, bovine e pollame provenienti dai nostri allevamenti garantiti. Caseificio europeo, meta ideale per palati esigenti, a Bagnolo San Vito.